Allora, Presidente, un 2014 che si sta chiudendo, qual è il bilancio per il Comitato regionale Veneto? Direi che è abbastanza positivo considerando una serie di situazioni di riorganizzazione che ci hanno, tra virgolette, colpito, nel senso che abbiamo avuto diciamo così, l'accorpamento degli uffici periferici provinciali in un unico ufficio regionale per quanto riguarda soprattutto l'aspetto amministrativo, mentre per quanto riguarda quello diciamo così, legato all'ufficio gare, gli uffici tecnici sono rimasti localmente. Quindi questo ci ha un po' tra virgolette penalizzato perché ci siamo trovati a dover lavorare con la riorganizzazione complessiva degli uffici. Però sotto l'altro aspetto, diciamo così, siamo contenti un po' di tutte le attività che si sono svolte fino ad ora, soprattutto guardo con molta attenzione a quello che è stato fatto con i centri tecnici federali dove hanno lavorato in maniera ottimale direi sia il settore maschile che quello femminile. Poi i risultati sono stati eclatanti perché abbiamo vinto il titolo nazionale con la femminile per la terza volta consecutiva e siamo arrivati vicini a vincere anche quello maschile in maniera quasi sorprendente, perdendo una finale per poco, diciamo così. Quindi è stato molto importante anche questo. Per il resto diciamo che la cosa che diciamo, ci aiuta a proseguire in questa attività, diciamo così, è che vediamo che le società partono, ne sono sorte ancora alcune, e guardando soprattutto il settore giovanile. Si parte dal mini basket, si sviluppa l'attività a livello giovanile e questo aiuta moltissimo il nostro movimento. 2015, quali sono gli obiettivi, i progetti, insomma, i punti su cui... Ma diciamo che dovremmo terminare e speriamo che poi le questioni legate un po' all'informatica, all'informatizzazione, diciamo così, vadano a regime e vengano definite finalmente e questo, diciamo così, potrebbe essere l'aspetto più importante perché ovviamente sappiamo che quando c'è un qualcosa che non funziona a livello burocratico diventa più problematico che se non arriva un arbitro o se si perde una partita. Speriamo di risolverlo definitivamente, quindi questo ci porterebbe a vedere un attimino con maggiore attenzione le attività, diciamo così, di propaganda. Noi abbiamo in previsione per il prossimo anno due finali nazionali, l'Under 15 femminile che si svolgerà molto probabilmente a Caorle e avremo anche la finale Under 17 maschile che si svolgerà a Treviso. Quindi due importanti avvenimenti sulla quale diciamo così, stiamo già lavorando per farle diventare diciamo così, il fiore all'occhiello del nostro movimento veneto. Ovviamente ci aspettiamo qualche altra sorpresa, soprattutto a livelli senior. Speriamo che le posizioni che ci sono attualmente siano magari posizioni definitive, parlo ovviamente per quanto riguarda Reyer, Serie A maschile, Tezeis Verona Gold, TV Basket Treviso per quanto riguarda la Silver, ma poi c'è anche la femminile dove abbiamo il Favila Schio che ovviamente diciamo così, è la punta di diamante del nostro movimento femminile. L'occasione quindi adesso per fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti, insomma, coloro che vivono il nostro movimento. Sì, beh, sicuramente un buon Natale, felice anno nuovo a tutti quanti e ovviamente non solo alle nostre società, ai nostri dirigenti, ai nostri tecnici e ai nostri giocatori, ma credo che sia giusto fare anche un augurio particolare a quelli che investono nel basket, che sono poi gli sponsor, che alla fine danno una grossissima mano, considerando poi che siamo in una situazione di non facile, diciamo così, situazione economica, credo che chi si sta impegnando in questo debba avere un riconoscimento particolare, quindi un augurio maggiore a queste nostre imprese che possono, diciamo così, dare una mano alle nostre società, ai nostri dirigenti che lavorano nel nostro sport.